C'è gente che sta arrivando. Buonasera a tutti e benvenuti qua. Benvenuti a voi, benvenuti ai nostri ospiti, al nostro amico Dino Boffo. Due grandi artisti. Volevo invitare il sindaco per un saluto istituzionale, se c'è, se non è scappato. Grazie Cecilia, buonasera a tutti. Farà un grande applauso e un altro grande applauso lo dedichiamo a Dino. Direi che questa nuova rassegna inizia nel migliore dei modi, Dino. Ti ringraziamo perché l'anno scorso è stato un anno incredibile per la nostra rassegna. Tanti autori, tanto pubblico, tanta voglia di conoscere, di capire, di interpretare anche il presente. Sicuramente ci troviamo in un mondo in cui le difficoltà sono tante, insomma abbiamo bisogno di qualche strumento in più. E diciamo che il nostro ospite di questa sera, questo strumento in più, penso che siano delle persone più adatte per darcelo. È una rassegna difficile da mettere in campo, per cui ringrazio anche i tanti volontari che sono adoperati, perché ma poi Cecilia ci parlerà meglio di qual è la struttura che tiene in piedi questa iniziativa, e devo dire grazie anche a te Cecilia, a tutti i volontari che sono alternati, perché non è assolutamente semplice riuscire a organizzare serate come queste, e grazie anche al pubblico, perché non siamo più abituati ad uscire, e anche il fatto di uscire e di incontrare e riuscire, come diciamo sempre, quelli con cui siamo entrati è l'obiettivo che abbiamo. Dobbiamo cominciare a fare in modo che il cervello funzioni ancora bene. Sicuramente gli anni del Covid non ci hanno agevolato da questo punto di vista, però questo insieme ci serve a questo, ci serve a tornare a pensare, a tornare a ragionare, a tornare a capire anche con libri come questo le cose che non ci diciamo fino in fondo, a capire quante sono le difficoltà ma anche quali sono le opportunità, perché ogni difficoltà è un'opportunità. Dobbiamo riuscire a guardare anche le cose positive, e anche per i nostri giovani continuiamo a dirgli quali sono le cose negative, no? Dobbiamo anche dire quali sono le grandi opportunità di un tempo come il nostro. Io non aggiungo altro, ringrazio veramente tutti, ti torno la parola a Cecilia. Come sono organizzati questo gruppo di volontari, io non posso che salutare Ferruccio De Bortoli, dando lui il libro degli antichi statuti, molto affezionati. Grazie veramente di tutto. Buona serata. Io lascerei la parola a chi ha qualcosa da dirci di grande. Ci avviamo in questo incipiente anno sociale 2024-2025, la prima delle serate di letture librarie illustrate dai rispettivi, sempre pregiati autori. Appuntamenti luminosi che non solo danno pregio alla nostra bella Conegliano, ma immettono nella cittadinanza stimoli importanti di curiosità, di interesse, di cultura. Chi, per dire, non ricorda due voci tra Veltroni e Zuppi
dello scorso anno o quella davvero speciale, ma altri autori si sono avvicendati a questa cattedra e ora, per non dilugare meno delle serate di punta che ci sono state in precedenza, se questa serie si rinnova da 3 anni, abbiamo nel di presentazioni librarie su Conegliano e dintorni, che ci fa un enorme piacere e coinvolgente. Salutiamo da qui i promotori e i cittadini che si avvicendano nelle diverse occasioni e che fanno di Conegliano una città che legge. Presentiamo l'illustro ospite di questa figura assai nota e televisiva. Un uomo generosissimo anche per chi come noi è quasi ai margini egli invece vive a Roma e opera tra Milano e Roma. Il sì con cui mi ha prontamente risposto per questa serata e la sua pronta disponibilità nei vari contatti che sono seguiti mi hanno confuso e quasi come saggisti più rinomati del nostro paese. Per la qualità professionale e insieme la signorilità del primo quotidiano d'Italia, il Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e poi dal 2009 al 2015. Ha diretto anche Il Sole 24 Ore, il che dice una professionale. Ha presieduto la casa editrice Longoria e presiede anche Vidas, una sigla che non circola spessissimo dalle nostre parti e che dovremmo forse orecchiare meglio. Ricordo bene essa. Egli si inserì specificando, non richiesto, che sia un carico gratuito, il che, scusate la franchezza, dice molto del personaggio. Nei momenti dei saluti, siamo onorati di averti come amico. E anch'io, anche noi, siamo onorati di averti come amico, Ferruccio. Grazie sull'ultimo tuo volume di un paio di anni fa, ma sempre prezioso, dal titolo Le cose che non ci diciamo fino in fondo, dove fai un discorso di cui l'Italia ha bisogno, anche delle traversie penose e amare del Covid, troppo velocemente passate. Io sono molto legato a Dino perché abbiamo trascorso tanti anni insieme alla guida di 2 giornali diversi, ovviamente, ma con molti punti in comune. E poi ci uniscono tante cose e anche una comune visione della professione
del giornalista. Io vi ringrazio perché mi avete invitato a Conegliano, io mi sento in parte a casa mia a Conegliano, se il sindaco me lo consente, perché io sono nato a Milano ma ho un'origine veneta, nel senso che era nato nella Val Belluna, quindi non molto distante da qua, e poi anche perché ho tantissimi amici di Conegliano e ci sono venuto spesse volte ed è sempre una piacere, e anche per vedere il cuore pulsante del Veneto al quale io sono legato, ma anche per il fatto di, come direttore del Sole 24 Ore, di aver poi illustrato l'Est con tutti i suoi aspetti, che sono stati anche a volte abbastanza conflittuali, perché come... No, ovviamente, ma questo soltanto per fare una piccolissima battuta, perché io trovo, e questo forse è l'aspetto principale che io vorrei sottolineare, ormai è datato di qualche anno, però insomma i temi che tratta sono di grande attualità. E le verità che noi... E comincerei subito da una parte positiva che io ammetto da la mia vita professionale, perché gli errori bisogna riconoscerli. Beh, insomma, io ovviamente, sai, i giornalisti sono abituati a descrivere, magari qualche volta con una eccessiva insistenza nel descrivere il male. Poi, come sapete, Dostoevskij diceva che nel male c'è molto, e proprio la conoscenza del male poi esalta e dà profondità e valore al bene, insomma. Però io ho sottovalutato colpevolmente sociale che fa del nostro paese un grande paese. Perché guardate, io da quando stavo dicendo felicemente in pensione, ma non è proprio vero. Tra l'altro io noto che non esistono nella vita, no? Mi rivolgo soprattutto ai miei coetanei che sono presenti in buona, ma non esiste. Ovviamente alla pensione e ci si trova disorientati. Stessa sensazione. E soprattutto c'è questo vuoto che ci insegue a volte, che noi cerchiamo di colmare. Mi sono occupato soprattutto di Vidas, che è una grandissima associazione, esiste anche in Veneto, è qualcosa. Il Fine Vita si occupa dei complessi cronici fragili e si occupa, diciamo, delle tante cronicità di una società. Non c'è un bisogno nel nostro paese, ma non solo in Veneto e in Lombardia, ma anche, devo dire, in altre regioni d'Italia, che non abbia una corrispondenza. In Italia fanno ogni giorno per gli altri. Io trovo che questo sia una grande dimostrazione di civiltà, no? Cioè io faccio, non voglio che si sappia. Il capitale sociale del nostro paese, che è formato dalle tante comunità, sono comunità che con tutti i problemi, per carità, perché poi non ci dobbiamo assolutamente nascondere, di buone relazioni. Se ci confrontiamo con altri paesi, con paesi con i quali unità molto forti, che fanno da ammortizzatore sociale. Infatti c'è un piccolo mistero, caro Dino, che insomma il nostro è un paese certamente più diseguale, l'area della povertà si è allargata, però non abbiamo avuto tensioni sociali. Abbiamo avuto la protesta dei trattori, i nostri trattori non sono neanche entrati in autostrada. Nella più civile e invidiata Germania hanno bloccato il governo e gli hanno fatto cambiare persino idea.
delle buone comunità e forse queste comunità hanno funzionato da ammortizzatore sociale e hanno impedito che le conseguenze negative dell'impoverimento del nostro paese si fossero in tensioni sociali o addirittura in violenza. Io dico sempre, e Dino lo sa perché abbiamo vissuto quegli anni, se una situazione politica e sociale di questo tipo, quella che stiamo vivendo in questi anni, si fosse innestata negli anni 70, negli anni 80, che hanno avuto la contestazione, che hanno avuto le lotte sindacali, che hanno avuto purtroppo anche il terrorismo, probabilmente una situazione di questo tipo sarebbe stato un alimento formidabile. Se non è successo, adesso domani vengo smentito e non mi invito più a Conegliano, però non è successo praticamente. Una spiegazione nobile, positiva, è questa: ci sono degli ammortizzatori sociali e c'è un privato sociale che fa quello che lo Stato non riesce a fare e quello che il mercato non può e non deve fare. Con questa triade, Stato e comunità. E le comunità saranno sempre più chiare quello che il mercato non può e non deve fare e quello che lo Stato non ha più i soldi per fare. Un elemento di grande positività del nostro Paese. Oddio, parliamoci chiaro, adesso arrivo agli aspetti più negativi, quindi ci sono anche spiegazioni meno famiglie, si stanno bruciando i risparmi per sostenere il reddito. In alcune comunità c'è molto nero, il nero detestabile. Se guardiamo a chi contribuisce veramente alla fiscalità generale, insomma il nero è un elemento sociale, anche quello. In alcuni casi c'è persino la criminalità. C'è persino la criminalità. Questi aspetti negativi che pure ci sono, quelli positivi, io vi pregherei di tenerli in considerazione e dal punto di vista economico rappresentano un vantaggio competitivo. Questo è una attrazione di investimenti. Se io faccio uno stabilimento, so che lo faccio laddove ci sono competenze, c'è una società, c'è un circuito culturale, c'è una tradizione, c'è un rapporto positivo tra situazioni, insomma, c'è un grado di internazionalizzazione che voi avete ottenuto e che mai probabilmente avremmo immaginato alla fine del Novecento. E dobbiamo essere soddisfatti e consapevoli dei risultati che abbiamo raggiunto. Ecco, questo è un elemento positivo. Io dico che è qualcosa sul quale noi dobbiamo investire, essere orgogliosi, essere partecipi, diciamo, di questo grande movimento di volontariato. Pensate, 6 milioni di persone, 350.000 difetti. Beh, i difetti li conoscete tanto, ognuno è orgoglioso del proprio mondo, della propria associazione, non vuole mettersi insieme all'altro e quindi questo limita la capacità di scambio organizzazioni e c'è un po' di inefficienza e quando una persona dona qualcosa ad una associazione, beh, insomma, il donatore, a differenza di chi investe in capitale di rischio, non mette in conto di perdere il dividendo del bene a cui ha pensato, per cui le organizzazioni devono essere efficienti. Io dico, e vengo molto criticato, che il mondo del no profit dovrebbe mutuare le regole del profit, perché devi essere efficiente, perché se c'è uno spreco
nella gestione di un privato sociale legato a chi ha bisogno. Questo lo dico parlando con il mio amico Dino, nel mondo che noi conosciamo, nel mondo cattolico, a volte ci sono molte buone intenzioni, grandi volontà, persone anche al... Diciamoci la verità. Io conoscevo bene Don Luigi Verzé, che è stato il persona controversa, che è stato, diciamo, il grande... Lui ci penserà la divina provvidenza. Ho detto, no, cioè, Don Luigi, la divina provvidenza non te li mette a posto. Forse te li mette a posto nella vita ultraterrena, ma adesso che cosa è successo in questi anni? È successo che il mondo del volontariato, del privato sociale, deve essere più professionale, non basta la volontà. Spesso chi ha buona volontà fa pure dei disastri. E questo è un po' l'elemento che è giusto notare in una serata. Noi dobbiamo essere più orgogliosi delle comunità nelle quali viviamo e verso le quali dobbiamo essere più riconoscenti. Perché c'è un concetto anglosassone che noi citiamo spesso, che è quello del give back, cioè del ritorno, che è un concetto che fa parte della grande tradizione cattolica italiana, che è quella della riconoscenza. Cioè, se io ho avuto successo, se ho raggiunto dei buoni risultati, è sicuramente merito mio, ma un po' di merito è nella comunità nella quale ho studiato, dell'oratorio che ho frequentato, degli amici che ho avuto, delle relazioni che ho potuto tessere nel corso della mia vita. E l'idea che io debba restituire qualcosa è, guardate, il più grande collante sociale che noi possiamo avere. E dobbiamo insistere su questo punto. Questa è la cosa più importante che io vorrei dire. Tra l'altro noi abbiamo bisogno di far sì che i giovani, che sono pochi, perché questa è l'altra amara verità, voi sapete quanti giovani abbiamo perso, nel senso che sono andati a lavorare o a studiare all'estero negli ultimi anni? Dal 2008 al 2021 abbiamo perso 525.000 giovani. 525.000 persone è la popolazione di Genova, che è praticamente quasi mezza Liguria, se ci pensate. È come se a un certo momento, in questi anni, un'intera città si fosse svuotata, ma di giovani, e fossero andati tutti all'estero. Se questi giovani avessero lasciato il nostro paese su un'ipotetica grande barca, noi avremmo la rappresentazione plastica che è il nostro paese che si svuota, purtroppo, che abbiamo perso. Voi pensate soltanto che nel 1943 nascevano 1 milione di neonati. E adesso se non arriviamo a 400.000. Nel 1950, cioè in pieno boom economico, l'Italia aveva 45 milioni di abitanti e aveva più abitanti della Nigeria, che oggi ne ha quasi 300 milioni. 1950. Ecco, noi abbiamo una responsabilità nei confronti di questi giovani. Allora io lo dico, l'ho detto l'altro giorno all'Assemblea degli Industriali di Torino, io ho detto, guarda, se io fossi un imprenditore mi vergognerei di chiedere uno sconto fiscale per assumere un giovane. Perché? Ha detto uno, perché il giovane lo assumi perché vale o perché costa poco? Li paghiamo poco, sono anche molto preparati, e però noi ci facciamo dare una decontribuzione
poi pretendiamo anche che quel giovane condivida la cultura di impresa e si senta protagonista di quell'azienda. No, perché se tu lo assumi perché costa poco, quello ovviamente non condividerà mai la tua cultura di impresa. Sapete che cosa succede adesso sul mercato del lavoro? È l'altro aspetto che vorrei affrontare questa sera. Perché noi abbiamo parlato per tantissimi anni del tema del precariato, cioè con le aziende che volevano la flessibilità nell'impiego del lavoro. Secondo gli ultimi dati, sono le aziende che vogliono fare contratti a tempo indeterminato perché non vogliono perdere le persone di cui hanno bisogno. E parallelamente i giovani, cioè gli stessi che protestavano, qui stiamo parlando ovviamente di quelli che hanno una qualificazione, no? Che protestavano magari sul tema della precarietà, dicono vabbè, guardate, noi ci teniamo le mani libere, perché possiamo balzare da un posto all'altro a seconda delle necessità e delle occasioni che avremo, e nessuno può dire loro assolutamente nulla. Ecco, quello che io temo è che ci sia non solo una perdita di giovani, i pochi che abbiamo se ne vanno all'estero, ma ci sia addirittura una diaframma che impedisce le relazioni, i colloqui sinceri tra generazioni. Per esempio, dobbiamo constatare che per molti giovani il lavoro non è più al centro delle loro vite. Ora, questo detto a me mi fa una certa impressione. Forse noi però abbiamo messo il lavoro troppo al centro delle nostre vite. Io dico, non dobbiamo giudicarli male, assolutamente. È una generazione diversa, che farà le proprie scelte. Dobbiamo cercare di avere un dialogo. Non dobbiamo giudicare. Io vedo molti imprenditori che dicono, guardate, non vogliono più lavorare il sabato e la domenica. Va bene, tu fai un'offerta diversa. Per carità, perché noi abbiamo lavorato sempre il sabato e la domenica, anche di notte, quindi... Però è sbagliato dare dei giudizi sulla base di valori che cambiano nella società. E quindi dobbiamo fare uno sforzo anche noi. E poi mi preoccuperei del fatto che questi giovani non hanno una pensione, faticano a trovarla. E allora forse sarebbe interessante trovare dei sistemi che possano far sì che gli anziani che hanno più patrimonio, perché la cosa curiosa nel nostro paese è che si sono impoveriti i giovani, non si sono impoveriti gli anziani, possano aiutare al meglio i giovani a costruirsi una pensione di scorta e quindi ad affrontare la vita, che sarà ovviamente una vita di concorrenza molto forte, perché noi quando abbiamo cominciato a lavorare eravamo dentro mercati nazionali, quindi relativamente protetti. Loro hanno una concorrenza internazionale che arriva anche da persone immigrate che hanno la stessa fame che avevano i nostri progenitori quando sono stati costretti, in particolare dal Veneto, ad emigrare. Ricordiamoci che dal 1861 alla fine dell'Ottocento emigrò la metà della popolazione italiana, in particolare da questa terra. E lo sappiamo, in particolare da questa terra. Per cui anche uno che ha il mio stesso cognome, che è di questa stessa provincia, che è il più grande produttore di vini dell'Australia, che si chiama De Bortoli. Vabbè, se voi andate sull'Air Force One del Presidente degli Stati Uniti, c'è quel vino lì che viene da questa provincia, di uno che proprio se ne andò a metà dell'Ottocento, insomma. Ecco, questo è il tema che sarebbe giusto affrontare. Noi abbiamo pochi giovani, li trattiamo male, spesso li giudichiamo male, i migliori rischiano di andarsene, abbiamo giovani che non studiano e non lavorano purtroppo, abbiamo addirittura il problema di una povertà educativa, un vero grande problema di povertà educativa, cioè di ragazzi che non riescono, che hanno pagato un prezzo gigantesco alla pandemia,
che noi alla nostra età non abbiamo pagato, ma se avessimo avuto noi quella loro età e avessimo avuto la pandemia saremmo stati sconvolti nella nostra vita. Ma queste fragilità non le vogliamo vedere, le rimuoviamo. Siamo diventati un paese anziano che non vuole affrontare i temi che riguardano il futuro, come se il futuro non ci appartenesse. E invece noi dobbiamo avere il dovere di preparare al meglio il futuro dei pochi giovani che abbiamo. Questo è un tema fondamentale. E per trasmettere anche i valori, perché c'è un tema di memoria che stiamo, e qui affronto, e poi, se mi consenti, Dino, mi fermo e ti ricevo la parola. Noi abbiamo un tema fortissimo di manutenzione della nostra memoria, ma non soltanto della memoria storica del nostro paese. Io lascio la politica per un attimo fuori, ma della memoria delle nostre famiglie. Cioè, se perdiamo il ricordo del fatto che siamo stati poveri, molto poveri. Io vengo la mia famiglia da una provincia di Belluno che nell'immediato dopoguerra era più povera di tutte le province siciliane. Vi faccio questa piccola battuta, nel senso che una volta andammo con Paolo Schioppa, allora ministro, che era nato a Belluno, ma era nato a Belluno semplicemente perché era in vacanza a Cortina, quindi non è che fosse di Belluno. Però, come entrambi bellunesi, andammo ad un'assemblea e lui fece, che è un grandissimo gaffeur, questo dobbiamo dire. Disse: voi poi siete diventati, eravate i più poveri, siete diventati tra i più ricchi, ma dal punto di vista dell'istruzione non avete fatto grandi passi avanti. Io l'ho fermato, dice: no, per carità, non dica una cosa di questo genere. Insomma, per dire che, insomma, noi abbiamo questa importanza della memoria che, se riusciamo a trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, che il benessere non è una conquista definitiva della vita, che si può declinare, si può diventare di nuovo poveri. Magari abbiamo immigrati e figli di immigrati che hanno una fame, una voglia di emergere, che era la stessa che avevano i nostri genitori, i nostri nonni quando emigrarono dentro il nostro paese e fuori. Ecco, se questa memoria si perde, secondo me noi facciamo un torto ai nostri figli, ai nostri nipoti. E facciamo un torto non solo dal punto di vista dell'impegno personale, perché lavorare comporta dei sacrifici, lo studio comporta dei sacrifici. Il lavoro non è, come molti credono, la prosecuzione della vita privata. Non è la prosecuzione della vita privata. Allora, se noi riusciremo a trasmettere queste memorie familiari, sostanzialmente faremo sì che le nuove generazioni siano vaccinate alle difficoltà della vita. Noi abbiamo passato anni scellerati, anche durante il Covid, nell'idea che si possa vivere a rischio zero. Il rischio zero non esiste. Il rischio zero esiste nel momento in cui uno finisce dentro una bara. Quello è il rischio zero sicuro. Basta. E allora questo è un tema fondamentale, cioè dire: guardate, è come se a un certo momento ci occupassimo di robustire il carattere, la coscienza e la memoria delle nuove generazioni perché non vengano spazzate via nella concorrenza internazionale, perché non siano i soggetti deboli della globalizzazione. Questo è il tema fondamentale che volevo toccare con voi questa sera, perché questo fa sì che i giovani, che poi sono di qualità, possano sentirsi parte fondamentale. E guardate, io dico anche una cosa politicamente scorretta: tra l'indifferenza dei giovani io preferisco la protesta, perché la protesta è partecipazione, l'indifferenza è rassegnazione. E quante sono le persone, i giovani, che magari si richiudono in se stessi, si richiudono nei social, non escono dalla loro camera. Insomma, questo è il tema, le fragilità
giovanili sono diventate una sorta di epidemia nazionale. Però noi non vogliamo vederlo, perché siamo diventati una società un po' troppo egoista. Ecco, allora il tema della memoria, poi ovviamente è anche il tema, e qui finisco e ti ripasso. No, ti ripasso perché mi fa piacere che ci sia una tua considerazione. Si avvicina anche a aspetti di carattere generale, perché senza memoria io ho la sensazione che i diritti di libertà che sono stati conquistati anche col sangue dai nostri genitori, dai nostri nonni, perché noi non ci rendiamo conto di che cosa poteva essere la vita di quelle generazioni che hanno avuto 2 guerre mondiali nel giro di 20 anni. È come se noi oggi avessimo avuto la prima guerra mondiale nel 2004 e la seconda adesso. Rischiamo di avere la terza, ma questo è un altro problema. Ecco, pensate soltanto a... Per fortuna non abbiamo più le ferite. Io ho un'infanzia in cui mi incontravo spesso con persone mutilate, che per fortuna non vediamo più, ma c'erano. Allora, la perdita della memoria vuol dire che il sacrificio di molte persone è stato del tutto inutile e quelli che sono stati giusti magari vengono confusi con i loro aguzzini. E allora questo arriva all'altro aspetto finale qui, di questo mio primo intervento. Si sa che i diritti di libertà valgono qualcosa e non possono essere facilmente scambiati. Grazie direttore. Immagino che qualcuno dovrà intervenire. Nel frattempo mi attrezzo a rispondere io su un argomento. De Bortoli, un argomento relativo al che noi ci troviamo ad avere nei nostri territori e non solo, un po' in tutto l'Occidente, ma in Italia più che altrove. Dal tuo punto di vista, Ferruccio, in merito al depauperamento, alla povertà dei nostri giovani, tu ne hai parlato molto di giovani, grazie a Dio, e sarebbe stato per rispondere a tono alle tue provocazioni. Io presumo poteva essere la loro reazione chiedendoti nella nostra società, nella nostra convivenza, della scarsezza demografica, un successo, diciamo in maniera ironica, così clamoroso da preoccupare nel nostro territorio. Allora, intanto fino al 1975, questo è un dato che mi ha sempre colpito, tra l'altro l'anno in cui si inverte un paese di maggiore emigrazione, non come quella dell'Ottocento, dell'immediato dopoguerra, ma di maggiore. Curioso il fatto che si dica, intanto noi purtroppo abbiamo un problema, una società giusta. Tra l'altro nei paesi dove le donne lavorano di più, fanno più figli. Noi abbiamo un tasso di fecondità
vuol dire che il tasso di sostituzione è 2, qualcosa figli per donna, vuol dire che avanti di questo passo nel 2200 così le battute dice vabbè, ma noi saremo interessati a capire che cosa vota l'ultimo italiano, così. Questa è la battuta che circola. Però questo è un declino demografico non solo facendo degli asili nido, perché se no c'è il caso della Val d'Aosta che è peccato che la popolazione abbia un'età media di 45 anni e quindi, ma persino gli immigrati che vengono in Italia ovviamente a testimonianza, qualche volta io vado in metropolitana a Milano, vedo anche un certo fastidio dei passeggeri quando arrivano a carrozzine. Io, se posso, direi a quegli alberghi che dicono noi non accettiamo bambini, ecco, poi gli proibirei di farlo. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo disabituando, no? Perché cosa succedeva? Adesso io non sono poi, vabbè, a me c'è un po' di nostalgia, diciamo, della società contadina con queste corti in cui c'era, tra l'altro c'era anche una consapevolezza della morte, perché nelle cascine si teneva magari la persona persino malata, la si teneva non commendevoli, ma era una civiltà nella quale era non un fastidio, una gioia. Eppure se avessero dovuto ragionare secondo i criteri economici anche per mandare avanti le terre, il problema culturale sia quello che ci stiamo disabituando ad una società che non ce l'ha i bambini. Io faccio il nonno, sono figli di immigrati. Tra l'altro vi vorrei fare il caso di Milano, perché Milano è un caso di una società che rischia di essere vittima del proprio grande successo. Perché noi non siamo mai stati una città turistica. Io quando facevo l'estate alla cronaca del Corriere della Sera venivo mandato, lui è troppo giovane, non c'era ancora, insomma, venivo mandato insieme a un fotografo a fare un pezzo sulla Milano deserta. No? E se incontravo un turista gli facevo una intervista di un'ora. Cioè, adesso arrivano a Milano tanti turisti quanto quasi Firenze, quasi quanto Roma. No? In più, perché voi dovete capire che in un paese ad alta evasione fiscale, nella quale il 45%, che noi abbiamo introdotto una norma che consente ad uno a tutti a Milano e di pagare un forfait, la vera flat tax l'hanno fatta lì, 1.000 euro per ciascun familiare. E stanno arrivando, a Milano il 50% delle abitazioni è acquistato da persone che non sono straniere. Ovviamente questo cosa ha comportato? Tutti contenti, per carità, i prezzi degli immobili hanno raggiunto livelli come Londra o come i giovani. Un giovane non può permettersi, Milano ha 250.000 studenti, il 10% sono stranieri,
questi non possono permettersi di pagare nemmeno una camera, no? Mi diceva la rettrice della Cattolica, noi a Milano abbiamo tutte rettrici adesso, meno la Bocconi che ancora un rettore uomo e si è perso. Mi diceva la rettrice della Cattolica che hanno notato che molti studenti, loro generalmente avevano molti studenti bravi del sud, molti hanno deciso di non venire a Milano proprio perché il costo della vita è troppo elevato. E questo è un modo per non... Tra l'altro una città che poi mostra un certo fastidio nei confronti dei giovani, che ovviamente fanno un po' di casino la sera, perché noi cosa facevamo? No? Sì, e poi c'è un po' di movida, vabbè, pazienza, un po' di movida, qualcuno che abita sopra, però dategli una tessera, per quella è la classe dirigente del futuro, anche la classe dirigente di altri paesi con cui avremo a che fare, dategli qualcosa, non dimostrate che la città è ostile. Nello stesso tempo succede qualcosa, credo anche a Padova, del genere, credo anche a Torino. L'altro giorno sono appunto andato all'Assemblea Industriale di Torino, Torino ha 1 milione di abitanti, ha 100.000 studenti. Le città vivibili e meno costose questi studenti, perché se no se ne andranno via e avranno una pessima... Pensate che la Bocconi ha americani, tedeschi, francesi tantissimi, saranno la classe dirigente del futuro, che io spero abbia un buon ricordo. Ma tra l'altro noi abbiamo buone università che sono cresciute anche, devo dire, negli ultimi tempi. Questo cosa ha comportato? Ha comportato l'espulsione dal centro di Milano non solo, ma persino del ceto medio. Cioè abbiamo assistito all'impoverimento del ceto medio. Cosa del genere accade anche in altre città universitarie. Adesso io non conosco la situazione di Padova, conosco quella di Bologna che è complessa quasi come quella. Che tu devi essere attraente per gli studenti e per, se vuoi essere poi attraente per i talenti che devi portare qua. E un po' di talenti sono anche tornati dall'estero. Abbiamo un piccolo ritorno di ragazzi che si sono dati da fare, molto in gamba. Poi magari vogliono aprire la loro attività. E noi siamo un paese che se uno fallisce lo giudichiamo male. Invece se uno fallisce vuol dire che ci ha provato. E fallisca una volta, 2 volte, la terza, magari la quarta ci riesce. No? Qui si misura, secondo me, la tensione morale nel costruire il futuro da parte di far sì che i giovani vengano messi al centro, possano essere finanziati, possano essere oggi con le regole con cui le banche concedono dei figli, no? È tutto sostanzialmente automatizzato con degli algoritmi, beh, insomma, con lo stesso criterio, nell'immediato dopo nessuno avrebbe finanziato Enzo Ferrari che voleva fare delle macchine da corsa vedere la quotazione in borsa di Ferrari è 3 volte Stellantis, 3 volte. Questo per dirvi, beh, insomma, noi dobbiamo dare libertà ai sogni, provateci, innovate. Ecco, questa è la grande sfida. Un paese attraente, non un paese di passaggio persino per gli immigrati più disperati. Un paese attraente che ha una grande imprenditoria, e voi siete una dimostrazione di una grande imprenditoria che ha saputo straordinariamente reinventarsi in tutti i modi. Che arriveranno, che troveranno, certo, ci saranno sociali, ma quindi noi vogliamo essere una terra di opportunità, non una terra di rimpianti. Possono accendere le luci perché almeno riesco a vedere se qualcuno
alza la mano per poter parlare, e se no io non vedo mani qui, a meno che non ci sia qualcuno sotto che... Se qualcuno vuol vuole parlare. parlare, fare una domanda. No. Niente. Io non vedo mani alzate. Adesso dove? Non potete accendere questo salone. Il modello sociale e politico che stiamo vivendo, visto che ci sono tutte queste criticità, cioè piuttosto che adattare le persone a questo modello, cercare di cambiare proprio il modello, di ripensare l'economia, la politica, la società, perché vediamo che viviamo in un mondo estremamente inquinato, mettendo il tappo della bottiglietta di plastica che rimane attaccato al problema, cioè eliminare la plastica. Quindi noi abbiamo persone che lavorano a produzione di plastica che sarebbe proprio da ripensare totalmente. Si può fare. L'organizzazione possa cambiare un modello capitalistico che ha ovviamente i suoi limiti. Capitalistico che è stato interpretato in maniera molto più feroce dalle autodemocrazie. Abbiamo constatato che hanno vinto le autocrazie. Non solo, hanno vinto le autocrazie e la pubblica opinione delle democrazie. No, che se lei pensa che Putin piace dall'estrema destra all'estrema sinistra, comunista cinese, dove ovviamente il dissenso non esiste. Allora, l'Europa ha dentro di sé un modello di mercato sociale più forte che al momento non c'è, perché al momento noi non abbiamo una leadership politica all'altezza delle sfide. Se dovessimo tornare indietro di 30 anni, quando furono introdotte i principi del mercato unico, cioè la libertà delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, oggi non lo potremmo fare. Pensate oggi, no, perlomeno non era un problema evidente e serio. Il cambiamento di modello si può fare per esempio con quello che dicevo all'inizio, perché comunque se conterà sempre di più un'economia civile fatta da grandi associazioni, da persone che fanno su tutta la mutualistica cooperativa dell'Ottocento, che è di derivazione cristiana, che è di derivazione socialista e anche comunista. Le nostre comunità sono fatte di cooperative, di associazioni, di mutui. Sul versante della sua preoccupazione, cioè quella della decarbonizzazione, beh, insomma, è un'economia civile che per esempio è fatta di un sistema circolare. Noi siamo, dal punto di vista del riciclo del materiale, un'autentica potenza anche nella plastica. Io penso che sia importante anche l'educazione civica, perché senza l'educazione civica non si fa la transizione di penso, ma guardate il livello di inciviltà, perché noi siamo paradossalmente dei campioni, cioè Milano è allo stesso livello, non so i dati di Conegliano, ma voi avete in questa regione degli che sono i più alti d'Italia, più alti d'Italia.
ricicliamo tutto. Beh, poi c'è anche il riciclaggio, ma quello è un altro discorso. Anche in quello siamo bravissimi, ma non è un record del quale dovremmo andare in fine. Ecco, per in un paese che è povero di materie prime. Poi è chiaro che la decarbonizzazione è un cambiamento di modello organizzativo, sociale e di mercato, perché significa alle rinnovabili, passare alle rinnovabili non è così semplice come comprare una macchina elettrica, per chi se la può permettere, insomma, no? Ovviamente ineguale dal punto di vista sociale, perché chi ha di più riesce a convertirsi meglio, molta più difficoltà. Perché se voi andate a vedere quello che è successo in Francia con i cosiddetti gilets jaunes, che noi non abbiamo per fortuna avuto, non ho visto uno che si è messo i gilets jaunes in Italia. Dove scatta il tutto? Scatta da un'idea di Macron assolutamente corretta dal punto di vista della transizione energetica, che è quello che in parte sta facendo anche, senza darlo tanto a vedere, il governo nostro attuale, cioè che deve rendere i combustibili fossili più costosi. C'è anche una plastic tax adottata, ma non viene adottata perché l'industria si oppone. C'è anche una sugar tax che è stata rinviata per l'8ª volta, perché l'industria delle bibite si oppone, perché la Fanta e la Coca-Cola costano, che bisogna affrontare. Dopodiché, se io vado, scelgo le rinnovabili, devo, per carità, noi avanti, poi vedete cosa succede in Sardegna. In Sardegna hanno deciso che loro le pale non le vogliono. Certo, le pale non sono mica belle da vedere, ma qualcuno si è opposto ai tralini. No. Oggi, ovviamente, oggi l'idroelettrico, no? E qui. Domanda, oggi siamo in grado di fare una diga? Allora, state un po' vicino qui, c'è Bayonne è una cosa, tra l'altro lì non è crollata la diga, però se voi andate, credo che sia ancora nella regione Veneto, non vorrei dire una sciocchezza, poi la diga del Vanoi, di cui si parla adesso, che è nel Veneto, così ovviamente lì c'è fonte rinnovabile. Quella è fonte rinnovabile. E se noi non avessimo fatto le dighe negli anni 50 e 60, non avremmo avuto tutto lo sviluppo. E quelle dighe, ovviamente a responsabilità di altro tipo, furono fatte scacciando delle intere popolazioni. Oggi non riusciremmo a fare, forse riterremmo assolutamente ingiusto farlo, però senza l'energia idroelettrica probabilmente noi non avremmo avuto lo sviluppo che abbiamo avuto in quegli anni, nei quali ovviamente non ci siamo preoccupati dell'inquinamento. Io mi ricordo ancora a Milano che uscivo e passavo il dito sopra il cofano delle auto ed era tutto nero, perché all'epoca ci scaldavamo col carbone, no? Ecco, per dire, per chi in via di sviluppo ovviamente di fare degli investimenti sulle rinnovabili, che è assolutamente giusto, e loro ci dicono: vabbè, voi avete rovinato l'ambiente prima per diventare ricchi, adesso ci chiedete a noi di non. Insomma, sono delle contraddizioni molto forti, non è così semplice, cioè la transizione energetica non è io mi compro una lì come è stata prodotta, me l'hanno prodotta col gas, magari in qualche caso me l'hanno pure prodotta, per fortuna, facendo
non abbiamo mai consumato combustibili fossili così come adesso. In più abbiamo una passione per le criptovalute artificiale, però per far andare l'intelligenza artificiale ci vogliono delle centrali, non vogliamo un nucleare, allora produce un nucleare. Bene, le contraddizioni sono gigantesche, ed è difficile affrontarle con l'ideologia. Penso però che il cambiamento vero di modello sia nella responsabilità. Allora, noi adesso io non vorrei fare il nostalgico del Novecento, perché non è il caso degli anziani, quindi non vorrei turbarvi con questo. Però se io uscivo da una stanza, cioè noi adesso abbiamo, per esempio, consumiamo questo, il digitale costa il 10% dell'energia che si consuma al mondo. Quante fotografie abbiamo nei nostri cellulari? Tutte quelle fotografie costano energia che viene consumata. Indirizzi, cioè è un caso di disturbo psichico, perché non consumino assolutamente nulla. Se lei va a vedere il consumo di tutto, cioè di tutto che a ChatGPT per l'intelligenza artificiale consuma energia per niente. Che facesse la fatica di informarsi così. Ecco, io penso che ci debba essere un approccio un po' più tranquillo, cercando di capire la complessità dei problemi che abbiamo di fronte. E poi bisogna pensare ai perdenti, perché i perdenti possono essere le vittime di un cambiamento di un modello, perché non è colpa loro. Averci ancora un quarto d'ora di tempo, assemblearmente parlando. Sì, c'è una domanda e c'è una domanda. Prendiamo tutte e due. Una bellissima voce. Può cantare Marina, guarda. Lei ha parlato di famiglia, eccetera, e benissimo, sono pienamente d'accordo. Però quello che io ritengo che qui manchi, soprattutto in Italia, è istruzione che si apprende fino ad arrivare ai livelli universitari. Quindi volevo vedere il suo punto di vista. Avevo una curiosità relativa al titolo, che mi ha molto incuriosito il titolo. Perché? Perché ci consoliamo e abbiamo rimosso tutto il tema del debito. No? Del resto noi ogni anno diamo 100 miliardi di interessi passivi a chi. Il servizio del debito, e qui in parte rispondo alla domanda precedente, agli investimenti in formazione, in istruzione e nell'università. Il debito è qualcosa che ci stringe prima o poi, per carità, poi l'Italia, a differenza di altri paesi, questo dobbiamo dirlo, ha sempre onorato i propri debiti. C'è stato ancora oggi si chiama così, che era la Cassa Depositi e Prestiti, che comprò parte del debito e sostanzialmente lo privatizzò di altri. Chi aveva i titoli russi all'inizio degli anni 90 ha perso, c'erano molto, no? Però la consapevolezza del peso del debito c'è stato un grande risparmio privato, risparmio che spesso disperdiamo perché lo teniamo sui conti correnti, gran parte è tenuto sui conti correnti, e come sapete
servono, cioè non hanno alzato gli interessi passivi, hanno alzato gli interessi attivi e sono capaci anche di fare il banchiere con la differenza di tassi così. Gli italiani non hanno detto nulla. Io al mio amico Patuelli, che è il presidente delle banche italiane, dico: ma se tu fossi stato negli anni 70-80, ma non saresti uscito vivo. Con sindacati forti ti avrebbero fatto degli scioperi. Invece i sindacati dei bancari hanno fatto un ottimo contratto. Questo sì. Questo sì. E questo ha impoverito le famiglie, perché evidentemente. Poi, insomma, questo per dire che, tra l'altro, noi cerchiamo, guardate, è uscito uno spot del Ministero dell'Economia e della Finanza sui BTP che diceva: compra i BTP che vai in crociera. Ma quella è diseducazione finanziaria, perché se tu ti vanti che i tuoi titoli di Stato, cioè sono il tuo debito, fanno guadagnare molto a chi li sottoscrive, vuol dire che sei in una condizione in cui hai alzato i tassi con cui ti prestano i soldi, no? Questo perché c'è una profonda diseducazione finanziaria. Infatti siamo agli ultimi posti dal punto di vista dell'educazione finanziaria. Pensate soltanto al fatto che non c'è una vera e propria previdenza integrativa, insomma. E pensiamo poi che lo Stato alla fine soccorrerà tutti. Fra un po' noi andremo in pensione tutti col sistema contributivo della riforma Dini del 1995 e molti di quelli che hanno lavorato in nero non avranno più una pensione, non ci saranno più dei ricongiungimenti figurativi, per cui accanto ai lavoratori poveri avremo i pensionati che sono già poveri ma saranno ancora più poveri, perché questo è un po' quello che sta accadendo. Però per difenderli sarebbe interessante soprattutto spingere su riforme, su previdenze integrative, ovviamente opportunamente agevolate dal punto di vista fiscale, creando, e soprattutto per i giovani, come dicevo prima, creando dei risparmi previdenziali che purtroppo non abbiamo. Ecco. Questo per dire il tema del debito. Poi ci consoliamo perché la Francia, il debito francese è cresciuto di più e addirittura si specula contro il titolo francese, cosa che non era mai accaduto, prima si speculava contro i titoli italiani. Però io trovo abbastanza puerile essere contenti delle disavventure degli altri, perché pensi che il titolo greco, la Grecia a questo punto si finanzia pagando meno di noi, un po'. Francamente nessuno l'avrebbe mai detto. Guarda, ricordiamoci che i greci durante la crisi sbagliata, gestita dall'Europa, hanno ridotto le pensioni per 16 volte consecutive. 16 volte consecutive. Quindi lascio immaginare. Queste sono alcune delle cose che sul debito non ci diciamo, perché si pensa che poi il debito non verrà mai rimborsato, però intanto ogni anno paghiamo, adesso i tassi diminuiranno, però paghiamo una cifra considerevole, vuol dire paghiamo ogni anno gli interessi 3 volte la manovra che facciamo ogni anno. Con quei 100 miliardi potremmo fare tantissime cose, mettere in sicurezza il territorio, investire di più sulla conoscenza e soprattutto sulla scuola e sull'università, perché quello che diceva lei dal punto di vista questo. E io noto soltanto che il tema della qualità del capitale umano non è mai stata l'emergenza del Paese, mai. Non c'è stato un partito che avesse detto: guardate, la cosa più importante è avere più laureati, perché come laureati siamo al penultimo posto, ci salva solo la Romania in Europa, insomma. E poi tutto il tema della formazione permanente, che tra l'altro è un obbligo comunitario, perché fra un qualche anno saremo costretti ad andare di nuovo sui banchi di scuola perché dovremo avere delle competenze digitali che purtroppo non abbiamo, e chi oggi non ha delle competenze digitali è tagliato fuori dalla società, tagliato fuori dalla società.
cosa è cambiato? Che una volta ci si preparava, si arrivava ad una preparazione, a una laurea che bastava per tutta la vita lavorativa. Oggi non basta per tutta la vita lavorativa, bisogna cambiarlo più volte nel corso della propria vita lavorativa, ma è una rivoluzione incredibile per la quale dobbiamo investire nella qualità. Abbiamo delle buone università, ma accade un po' come nella sanità che chi ha e può permettersi di mandare i figli all'estero, di pagare, ha un vantaggio sociale che non è accettabile, perché la grandezza di questo paese è stata l'istruzione pubblica che ha consentito di creare un ascensore sociale che ha dato speranza a chi non aveva di poter avere, che ha dato speranza a chi era contadino di poter diventare piccolo borghese, e chi era ignorante di poter mandare il proprio figlio a scuola e di essere orgoglioso di aver raggiunto un grande traguardo nella propria vita. Se non c'è l'ascensore sociale che è dato dall'istruzione, soprattutto pubblica, beh, a questo punto un paese muore. Grazie a Ferruccio, al direttore De Bortoli, e grazie a voi per questa presenza e per il consenso che avete manifestato più volte, in particolare in quest'ultima sessione, e vi diamo appuntamento per il mese di novembre, cercando di darci ritmi mensili più possibile, in maniera da non mancare alle date che ci proponiamo, e io vi devo ringraziare e ringraziamo anche Dino Boffo che ha condotto questa serata. Grazie.